partita è la meta della nostra telecronaca di oggi e con me c'è Stefano Nava. Il calcio a queste latitudini è un po' in declino negli ultimi anni, sia a livello di club che di nazionale. Vediamo cosa sapranno offrirci queste due squadre oggi. Tutti si attendono una grande prestazione dal Matador, da Cavani quest'oggi. Vedremo quello che saprà offrire in termini di gol e di contributo alla squadra, Stefano. È specializzato nei colpi di testa, in pochi riescono a contrastarlo nel gioco aereo. Prevedo diversi duelli ad alta quota oggi. Ecco gli 11 di partenza del Palermo. Si schierano con il 3-5-2. Questo è l'11 della squadra ospite. Hanno scelto il 4-4-2 con il rombo a centrocampo, con un centrocampista schierato dietro le due punte e un altro a protezione della difesa. Il miglior risultato raggiunto in Serie A dal Palermo è il quinto posto, ottenuto in 3 occasioni, l'ultima nella stagione 2009-2010, mentre in Europa i rosanero si sono fermati agli ottavi di UEFA del 2006. Nella loro storia i siciliani hanno raggiunto anche 3 finali di Coppa Italia, tutte perse, l'ultima 3-1 nella stagione 2010-2011 contro l'Inter. Comincia così la partita. Iaialo. Cavani. Rigoni. Quagliarella. Gomez. Rigoni. Iaialo. Cavani. Bellusci. Rigoni. Buono l'1-2. Balotelli. Si dispera, giustamente, poteva essere una buona opportunità. Ma probabilmente ne capiteranno altre. Disperarsi è inutile, Pietro. Con sé Cavani, non passa il pallonetto. Il portiere aveva già capito tutto. Fischio dell'arbitro, c'è grande agonismo subito. Spazzano via il pallone. Rigoni. Barzagli. E c'è l'intervento dell'arbitro. Gioca, c'è ripreso. Balotelli. Tiro centrale. Comodo per il portiere. Fuori. Darà fallo laterale. Occhio alle sovrapposizioni. Gran tiro, una grandissima parata questa. Si ripartirà con il corner. Con i pugni allontana. Silvestre. Lodi.
Quagliarella. Gomez. C'è il tocco prudente sul portiere. Biraghi. Bravo a intercettare questo pallone, non era facile. Balotelli. C'è spazio per andare. Maxi Lopez. Quagliarella. Gomez. Prova il cross. Spazzano via il pallone. Prova a sorprenderlo. Grande parata questa. Palla che finisce in angolo. Maxi Lopez. Attenzione, ecco il gol. Ecco il replay dell'azione che li ha portati al gol. Colpo di testa vincente. Sugli sviluppi di questo calcio d'angolo battuto molto bene peraltro. I difensori però dovevano marcare meglio l'autore del gol. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Occhio al suo movimento. Riconquista il pallone sulla corsia. Gomez. Cavani. Occhio al pallone per Balotelli. L'arbitro ha fermato tutto per questo fuorigioco, questione di centimetri, ma mi sembra che fosse effettivamente al di là dell'ultimo difensore, non avrebbe comunque potuto fare molto da lì. Biraghi. Spolli. Palla che esce, sarà fallo laterale. Iaialo. Una nuova rimessa laterale. Biraghi. Castro. Che tiro, ma manca di un soffio la porta. Ecco il replay del gol che ha dato il vantaggio. Possiamo ovviamente riapprezzare anche il gesto tecnico. Di testa centrale. Coglie la difesa e il portiere impreparati. Quagliarella. Ed ecco l'intervento dell'arbitro. Gomez. Pastore. Occhio all'intervento del direttore di gara. È arrivato il cartellino giallo per lui. Sensazione che se lo aspettasse, Pier. Ha rischiato l'intervento in scivolata ed è andata male, qui fallo c'è tutto. L'arbitro non poteva fare a meno di sanzionarlo per questo intervento duro ed evidente. Ci saranno da recuperare 3 minuti, come mostra la lavagna del quarto uomo. Sfugge bene all'intervento del difensore. Gomez. Quagliarella. Curiale.
Tiro murato, palla in out e dunque calcio d'angolo. Quagliarella e il difensore sulla linea, salva. Al posto giusto nel momento giusto. Che gol! Splendida rete! Splendido gol di prima intenzione al volo. Davvero una giocata incredibile, Pier, incredibile. Grande conclusione ravvicinata, una gran bella rete. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Arbitro che dice che può bastare per adesso, ovviamente. 2-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. Buona la sua prova nei primi 45 minuti, può fare ancora meglio. Ha offerto un grosso contributo al successo della squadra nei primi 45 minuti con un gol e una prestazione nel complesso positiva. Esaurisce tutte e tre le sostituzioni in una volta sola. Vedremo come cambierà ora l'atteggiamento della squadra. C'è il segnale dell'arbitro, comincia il secondo tempo. Marchese. Del Prete. Biraghi. Intercettano bene il pallone e provano a ripartire. Iaialo. Castro. Palla in fallo laterale. Maxi Lopez. Biraghi. Tiro che finisce fuori, poteva fare molto meglio. Il replay ci permette di apprezzare ancora una volta il gesto tecnico che ha portato al gol. Ha calciato dalla distanza cercando la precisione e ha trovato una rete eccezionale. L'allenatore si affida dunque a questo cambio per provare a cambiare la storia di questa partita. Hanno provato a sfondare per vie centrali ma sono stati fermati. Recupera la palla grazie a un buon tackle. Di testa per il compagno. Gomez. Bellusci. Pastore. Arbitro che qui potrebbe tirar fuori il cartellino. Maxi Lopez. Tiro respinto ma la palla è ancora in gioco. Prova la botta e c'è il gol! Palla in rete! Il portiere non ha potuto nulla e dunque il pallone è finito in rete. E qui c'è grande senso della posizione, uno spiccato fiuto del gol, facendosi trovare pronto al posto giusto nel momento giusto. Pronto per ribadire in rete dopo la prima respinta del portiere. Continuano
a regalare grande calcio, gol, e non hanno intenzione di fermarsi. Bolzoni, Bellusci, Barzagli, Gomez, Spolli, palla che esce, sarà fallo laterale. Balotelli, c'è pressione su di lui, occhio all'intervento del direttore di gara. Sostituzione in arrivo. Tiro centrale, comodo per il portiere. Biraghi, Gomez. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore Ha spazio per tirare, il portiere dice di no. L'allenatore decide di chiamarlo in panchina e l'uscita è salutata dai bu di disapprovazione del pubblico. evidentemente oggi non era proprio la sua giornata. Da uno come lui è lecito attendersi molto di più. Va con i pugni il portiere. Artiglia bene il pallone. L'arbitro ha qualcosa da dire al giocatore. Occhio al traversone. Cerca la porta, palla che passa. La rete è importante, soprattutto per la dignità, la rimonta è molto difficile. Sembrava impossibile segnargli oggi, e invece Si sono dovuti superare, però alla fine sono riusciti a gonfiare la rete. Un gol da grande opportunista, è riuscito a liberarsi e a superare il portiere da 2 passi. la regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. E hanno trovato il gol che non cambia però la sostanza delle cose. Il classico gol della bandiera, Pierluigi, buono solo per le statistiche. Troppo centrale qui davvero per impensierire il portiere. Bolzoni. Castro. Siamo entrati negli ultimi 180 secondi di gara. Gomez. Balotelli. Quarto uomo, esibisce il tabellone, 2 minuti di recupero. Da Prela.
E finisce così col triplice fischio arbitrale. Una partita di grande sostanza, la sua di oggi, può uscire dal campo certamente soddisfatto. Ha contribuito al successo finale con una buona prestazione, con un gol.